Festa del lavoro per tutte e tutti, ma non per i lavoratori e le lavoratrici dei supermercati e dei centri commerciali. Oggi, infatti, nonostante la giornata festiva, restano aperti per la stragrande maggioranza, serrande alzate in quasi tutti i piccoli market nei centri storici, assieme a tanti supermercati. E allora, alla luce di queste aperture massicce di negozi e grandi magazzini, che è diventata più capillare anche rispetto agli anni passati, cresce la protesta dei sindacati del settore, come la Filcams CGIL, che assieme alla rete degli studenti medi del Veneto, all'Unione degli Universitari e all'Associazione Vicentina Fornaci Rosse, oggi consegna una rosa in segno di solidarietà a coloro che sono costretti a lavorare. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è lunedì 1 maggio 2023, la prima notizia del giorno riguarda naturalmente la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. E allora abbiamo detto 1 maggio aperti molti supermercati, la protesta dei sindacati che assieme agli studenti e agli attivisti dell'Associazione Vicentina Fornaci Rosse porteranno rose come segno di solidarietà all'interno dei punti vendita, dei negozi, dei grandi magazzini. La liberalizzazione selvaggia penalizza i dipendenti, dicono. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, dove un'intera pagina è dedicata al futuro precario. Questo il titolo. Sul mattino di oggi, appuntamento alle 10 stamattina in Piazza dei Signori con la manifestazione di CGIL e Cisle Will per il 1 maggio, dedicato quest'anno alla Costituzione. In programma gli interventi delle istituzioni, poi i segretari confederali, infine la musica. Il mattino dedica una pagina quindi al futuro precario e in particolare all'intervista a 3 lavoratori. Interessante perché 2 di queste sono anche studenti. Allora abbiamo Daniele Pagliaccio, 23 anni, studente magazziniere. Sono indipendente, dice, ma non è facile lavorare e studiare. Poi Sonila Lamai, 43 anni, lavoratrice a contratto, sempre idonea ma mai assunta, spero, nel contratto. E poi Marta Cozzi, 20 anni, studentessa e commessa, devo mantenermi ma ho un sogno e voglio realizzarlo. Questo sulle pagine del mattino di oggi, ma naturalmente tutti i quotidiani locali, chi più chi meno, raccontano questo 1 maggio. Il Corriere del Veneto, nelle prime 2 pagine, verso il 1 maggio, lavoratori, ora la battaglia è per riprendersi il tempo. Il Covid ha imposto il cambiamento, la conciliazione vita-lavoro diventa centrale nelle trattative. Questo è un tema interessante, che poi è anche il tema appunto delle rose, dell'iniziativa delle rose all'interno dei centri commerciali, una iniziativa, quella di Filcams CGIL, Rete degli Studenti, UDU e Fornaci Rosse, volta anche ad aprire una critica, una riflessione volta anche a sensibilizzare i consumatori, oltre che esprimere una sincera vicinanza verso chi non ha la possibilità di godersi il meritato riposo addirittura anche durante le festività. Una riflessione quindi su il valore del tempo, sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una riflessione naturalmente anche sul modello di vita consumistico. Ci rifiutiamo di cedere a un'idea di lavoro privo di un'equa retribuzione, dice Marco Nimis, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto. Aggiunge: un lavoro non attento al rispetto dei diritti e del tutto disinteressato alla tutela dell'integrità psicofisica delle persone. Il 1 maggio decidiamo di passarlo a fianco di chi lavora anche quando non dovrebbe farlo, di chi viene invisibilizzato e privato del suo tempo e del suo spazio di riposo. In una giornata come questa anche una semplice rosa può essere in grado di ricordare che non si è da soli. Ma torniamo sulle pagine del Corriere del Veneto. Ci sono le parole di Gianfranco Refosco, segretario regionale della CISL. Il tempo liberato va destinato anche alla formazione
Per accrescere le competenze c'è la posizione degli industriali. Luca Fabbri, vicepresidente di Confindustria Veneto Est. Smart working e riduzione oraria richiedono un ruolo più attivo dei lavoratori, più autonomia e soft skills, responsabilità e creatività. Torniamo dal lato dei lavoratori. Bruno Toigo, segretario della UIL del Veneto: la qualità del lavoro si traduce in sicurezza, si riduce l'incidenza degli infortuni professionali. Tiziana Basso, segretaria della CGIL, dice: se il lavoro entra nella vita privata, gli spazi di casa durante l'assistenza a figli o anziani senza diritto alla disconnessione non funziona. Quindi una riflessione anche sui rischi del lavoro da casa, il cosiddetto smart working. Ci sono le dichiarazioni dell'assessora regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan sul tempo. I sistemi di produzione maturi possono creare nuova attrattività. Ne fa una questione di competitività delle imprese sostanzialmente. E Luca Zaia, presidente della Giunta regionale del Veneto, dice: i ragazzi in cerca di occupazione sono interessati sempre di più ad aspetti legati alla qualità del lavoro e di vita più che a retribuzione e posizione. Ecco, sul fatto che i lavoratori e le lavoratrici non siano più interessati a uno stipendio, soprattutto in tempi di forte inflazione come questi, andrebbe forse fatto un confronto più stretto con la realtà. Sulle pagine del Corriere del Veneto comunque ancora Rigoni, Etra, IMAP, quelli che applicano già la settimana corta, così attiriamo i talenti, non solo banche e aziende, piace anche ai parrucchieri. Quindi insomma un articolo dedicato alle aziende che stanno sperimentando la settimana corta. Le varie opzioni smart working e telelavoro consentono di lavorare a distanza fuori dagli ambiti aziendali grazie alla tecnologia. Lo smart in più consente ai lavoratori di organizzare la propria giornata. Poi c'è la banca ore, che permette di accantonare ore di straordinario in un conto individuale o collettivo perché se ne possa usufruire in caso di bisogno o per poterle condividere. Poi ancora, se un dipendente preferisce entrare in ufficio un'ora dopo e spostare di un'ora l'uscita, è concesso dal datore di lavoro. La scelta consente di conciliare meglio i tempi del lavoro, della famiglia e dell'assistenza. Alcune aziende poi iniziano a favorire i propri dipendenti anticipando l'inizio del weekend. L'ufficio chiude dopo pranzo e le ore non lavorate vengono spalmate sul resto della settimana. Insomma, non si tratta di riduzione di orario a parità di salario, una delle battaglie storiche e naturalmente ancora attuali del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori, ma semplicemente di una rimodulazione dell'orario che vede spostata nei primi giorni della settimana una certa quantità di ore per liberare poi il venerdì. Insomma, non grandissime innovazioni a ben vedere, ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: trovato un orso morto in Trentino, manifestazione sotto casa di Fugatti, lo scontro dopo l'aggressione mortale. Allora Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, si trova gli ambientalisti sotto casa. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: trovato morto M62, l'orso che non temeva gli umani, gli animalisti chiedono chiarezza, la carcassa trovata a Molveno, autopsia in Veneto all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per accertare le accuse. La provincia, ricordiamo, aveva chiesto l'abbattimento. Secondo le associazioni animaliste l'odio arma i bracconieri, quindi un'accusa non troppo velata su i possibili autori, le possibili cause, o meglio, della morte di M62. Secondo l'ISPRA era problematico, entrava nei centri abitati per nutrirsi e si avvicinava troppo alle persone. E poi, sempre in tema di animali, sulle pagine del Corriere del Veneto una notizia da Belluno, dal bellunese meglio: il lupo sbrana un cervo in paese. Ad Auronzo di Cadore succede il filmato che ritrae l'animale tra un bar e un albergo. Il sindaco dice: nessuna psicosi, secondo l'esperto basterebbe sparare con pallini di gomma, così non tornerebbero più. Insomma, ci sono queste foto, questi fotogrammi tratti dal filmato che ritrae appunto un cervo all'interno del paese, ad Auronzo di Cadore, che va a nutrirsi azzannando la sua preda, un cervo, per poi andarsene.
Ancora due notizie flash: mascherine negli ospedali, il Veneto rimane prudente, l'obbligo resta a Padova e Treviso, da oggi iniziano le nuove regole, il Ministero impone l'utilizzo delle mascherine ancora nell'RSA e nelle situazioni con pazienti fragili, dopo l'incertezza. Dispositivi ovunque confermati all'interno del Policlinico Universitario a Padova e nell'ULSS 2 Trevigiana. Nel lungo weekend del ponte la regione ha raccomandato di prorogare l'utilizzo in attesa di indicazioni da Roma. Infine la politica, gli indicatori dello sviluppo economico ci fanno dire che la locomotiva non esiste più, ora siamo un vagone pesante. Le dichiarazioni di Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. L'analisi di Lorenzoni si basa sui dati CGA Istat. Il Veneto arranca nel confronto con le regioni affini, Emilia-Romagna e Lombardia. Secondo Lorenzoni l'economia va guidata, Zaia e la Lega negli ultimi 20 anni non l'hanno fatto, la diminuzione della popolazione specialmente giovane è segno della crisi. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi un buon 1° maggio.